Deve essere un grande evento, sarà comunque una grande emozione, un grande evento e parallelamente c'è una partita molto difficile da preparare. Ci siamo, il tempo dell'attesa è finito. Tutto era iniziato qui, da quella gara 3 contro Capodorlando, poi era proseguito con la festa di un'intera città. Ora la sbornia è stata smaltita, ma il sogno resta. Ore 20:45 al Palaverde, la De Longhi debutta in Serie A. Treviso torna in Serie A e lo fa contro l'Armata di Milano. Subito il botto contro la squadra favorita per lo scudetto e contro un allenatore leggendario come Ettore Messina, che ritorna in Italia a giocarsela proprio contro Treviso, la piazza del suo ultimo trionfo italiano targato Benetton nel 2003. Ma coach Menetti ha una sua filosofia. Se c'è un momento dove incontrare queste grandi squadre è assolutamente l'inizio, per tutta una serie di motivi, anche perché Milano parte con un ciclo nuovo e quindi questo, se c'è un momento dove uno eventualmente poteva scegliere un'occasione, deve essere questa. Il condottiero della De Longhi chiede una serata magica al pubblico e ai suoi ragazzi. Assente Capitan Matteo Imbrò per il problema alla coscia destra, ci sarà invece Davide Alviti che sta recuperando dal guaio alla spalla sinistra. La squadra come sta? La squadra è a posto. Naturalmente di certezze ne abbiamo poco perché è la prima di campionato ed è sempre così, al di là di come sia andato il precampionato o non il precampionato, è una nuova avventura. Di sicuro insomma, ci sarà tanta voglia insieme al nostro pubblico proprio di coltivare questo grande sogno.